Sarà Bruno Pizzul il testimonial di Friuli Doc 2015. Il popolare telecronista corbonese andrà a sostituire la madrina inizialmente designata, la cantante Elisa. La popstar visiaca ha dato forfait, dunque gli organizzatori hanno contattato Pizzul, il quale ha subito accettato. Da una voce all'altra sul filo della professionalità. Per molti è ancora l'icona di uno stile, modello di racconto tecnico sportivo senza eguali. Oltre 3.000 telecronache non solo calcistiche alle spalle, dal suo esordio ufficiale nello spareggio di Coppa Italia a Como tra Juventus e Bologna il 9 aprile del 70, all'ultima in casa Rai fino agosto 2002, amichevole a Trieste tra Italia e Slovenia. Pizzul è stato il terzo telecronista della nazionale dopo Caroso e Martellini, ultimo dei moicani, viene da dire, capace di raccontare al microfono le gesta sportive senza mai strafare rispetto ai suoi eredi. Conoscitore della sua terra, cultore del vino, in particolare il Tokai, Pizzul rappresenta ancora oggi una friulanità in via di estinzione. Toccherà a lui dunque il taglio del nastro, giovedì 10 settembre alle 17:30 per il via di Friuli Doc 2015.